davvero sembra che qualcosa si muova, finalmente, dopo 2 anni. Buonasera, benvenuti ad Austis, un saluto particolare all'amministrazione comunale che ha voluto fortissimamente questa serata, un ringraziamento di cuore ai 3 suonatori che sono la vostra eccellenza, Roberto Fadda, Silvano Fadda e Fabio Onnis, ma un ringraziamento anche all'Agriturismo Valore che ci ha preparato una cena molto ma molto buona. Facciamo un applauso a tutti così li accomuniamo. Ecco. Credetemi, credeteci, non è facile riprendere confidenza con un palco, riappropriarci di un pubblico caloroso, perché i miei amici di Austis mi informano bene che qua il pubblico è molto caloroso e forse più di altre volte abbiamo bisogno del vostro sostegno, della vostra vicinanza affettiva, in particolare stasera con il ballo, perché loro porteranno quanto di eccellente hanno imparato nella loro carriera luminosa. Poi sentiremo un po' anche come le loro carriere si sono sviluppate, avremo anche nuovi ragazzi, nuovi allievi, nuovi adepti del suono dell'organetto, ma avremo anche un vero professore, insegnante, suonatore di fisarmonica. Quindi il vostro affetto stasera più che altro sta nel ballare, nell'essere vicino ai nostri musicisti, e Austis sono strasicuro che non tradirà. Ma saluto molto affettuosamente i tanti amici che sono arrivati dai paesi vicini e alcuni anche da paesi lontani, perché il folklore ha bisogno di tutti quanti voi, ha bisogno di riemergere, ha bisogno di creare di nuovo luce e di illuminare. Vi lascio così, ci sentiremo fra non molto. Sieti solbenennidos ad Austis, notte d'agosto, Suonos de Sardigna inizia con le vostre 3 eccellenze. Buonasera.
Bravissimi, grazie. Generano calore e desiderio, no? Questi rintocchi che arrivano dal palco qua da Ustis. Voglio anche ricordare che il signor Benedetto Fadda, che è un vostro paesano, ci vuole omaggiare, quindi me compreso, di questi suoi due componimenti che sono Mutos e Movimento Politico e Coronavirus, che verranno poi consegnati alla fine di ogni esibizione ai nostri organettisti. E voglio anche ricordare, per non scordarsi, che a metà serata arriverà anche il vostro ballo tipico su Ballo su Quintorzo, quindi andremo avanti per circa magari 20-25 minuti per non stancare, per poter dare la possibilità a tutti di potersi esibire. Esibizione, i nuovi allievi, i nuovi giovani. La Sardegna conta circa 500 suonatori di organetto, eppure i nuovi adepti, i nuovi testimoni di questo organetto che arriva nella nostra isola intorno al 1870, il primo costruito in Italia fu nel 1863 dal cavalier Paolo Soprani, ecco, riesce piano piano a trovare il suo spazio vitale laddove il ballo veniva accompagnato dal tamburo o da sospippiaroloso o addirittura dal canto a tenore, entra prepotentemente nelle nostre piazze, nelle nostre vite, nelle nostre case, quindi all'interno della nostra quotidianità, e l'organetto diatonico oggi, bello e fieramente, orgogliosamente, fa sfoggio di tutta la sua bellezza anche tra i giovani. E ne ho uno in particolare che arriva da Talana. Mi fate un applauso a Federico Perino. Vieni Federico. Vieni, no, vieni qua. Vieni. Questi ragazzi, lui ha 9 anni
inizia a suonare così per gioco. Nella sua brevissima carriera artistica incontra un grande maestro che è Roberto Fadda. Il papà vede l'impegno di questo giovanissimo allievo e gli acquista questo Castagnari, che lui esibisce con fierezza, lo esibisce con orgoglio e con gioia. Stasera da Ustis ci presenta un ballo ogliastrinu e poi vuole omaggiare questo paese con il ballo tipico, Ballo de Austis. Facciamo ancora un applauso a Federico Perino, e quello è il tuo posto, vai. Grazie.